Non preoccuparti, non devi fare niente. Non hai la tua solita energia. Ti ricordi che ti dicevamo sempre che eri un cane terribile? Che eri il cane peggiore del mondo? Non devi crederci. Non crederci neanche per un attimo, perché non avremmo potuto trovare un cane migliore. Sei stato proprio un grande cane, perché ci hai amato ogni giorno, qualunque cosa accadesse. E questo è fantastico, sai? Lo sai quanto ti amiamo? Ti amiamo più di ogni altra cosa. Non so esattamente cosa ci sia dopo, ma voglio che tu ti ricordi che sei un grande cane, Marley. Sei un grande cane. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, oggi in studio con me Manuel Veronese e Matteo Ferrarese. Fa anche rima. Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno a tutte. Buongiorno. Oggi vi raccontiamo, vi narriamo una storia molto interessante di solidarietà che accomuna un cuoco e un redattore fotografo di Cavarzere, nel senso che sono residenti a Cavarzere, e la solidarietà interessa i nostri amici pelosetti. Ma cominciamo subito da Manuel Veronese. Tu sei, Manuel, volontario presso questo canile Frappiero che è immenso. Raccontaci un po' di questo canile, dove si trova, tra l'altro a pochi minuti dalla sede della nostra radio, ed è immenso. Vai. Io sono Manuel Veronese e sono il responsabile del canile di Frappiero, che si trova in via Malipiera numero 23 a Cona, provincia di Venezia, ed è una struttura aperta dal 1998. Dal 2015 la gestisco io come responsabile e dal 2020 come presidente dell'associazione che se ne occupa. Il canile si estende per 30.000 metri quadrati, quindi è veramente uno spazio importante, e soprattutto anche per il numero di alberi che ci sono in questo canile, perché oltre ad essere un canile ma è anche una riserva di ossigeno per animali e piante. Ci sono circa 7.000 alberi, quindi in realtà è anche un po' un polmone verde. Un polmone verde in una zona praticamente prettamente coltivata, ecco, quindi certo. È un posto molto importante. Per far capire ai nostri radioascoltatori il terreno, con chi confina, inteso con che comuni oltre a Cavarzere? Allora, la nostra posizione è una posizione molto particolare, perché siamo in una strada che porta appunto da Cona verso Agna ed è divisa a metà tra le province di Padova e provincia di Venezia, e addirittura tra due comune di Corezzola da una parte e comune di Cona dall'altra. A 50 metri siamo già ad Agna e quindi ancora provincia di Padova. Siamo praticamente l'ultimo angolo della provincia di Venezia, ma confiniamo praticamente con Padova. Una linea sottile proprio. Una linea sottile tra più comuni, ecco. E province. E più province, sì. Caspita, 30.000 metri quadrati, sì. Un polmone verde, e ospitate mediamente quanti cani? Allora, noi nel tempo, ormai da un po' di anni, abbiamo capito che dobbiamo anche pensare alla parte economica, essendo una struttura privata, e quindi abbiamo capito che tenendo dai 40 ai 50 cani riusciamo in qualche maniera a gestire la situazione senza dover tirare troppo la cinghia, ecco, perché comunque noi viviamo di offerte, di solidarietà, e quindi è un costo. Più animali hai, ovviamente più soldi deve avere, perché veterinari costano. Certo. E noi abbiamo anche tra l'altro un affitto di 1.000 euro al mese, quindi è una situazione che non è tanto facile. Sì, facciamo capire meglio ai nostri radioascoltatori, certo, e radioascoltatrici, quando hai detto struttura privata, che cosa significa? Nel senso, chi ospitate, i cani che ospitate, da dove vengono, diciamo così? Sono quelli abbandonati o cosa? Tanto per far capire. Sì, è un po' un canile anomalo rispetto particolare, diciamo, perché praticamente noi non abbiamo convenzioni con i comuni e quindi non possiamo tenere cani che sono stati trovati dalla strada.
il cosiddetto randaggio, se vogliamo Certo. dire, che magari è privo di microchip e quindi non è di nessuno. E noi possiamo praticamente soltanto tenere cani di proprietà, rinunce di proprietà, cioè sono tutti animali che già avevano una famiglia, che per vari motivi, adesso che sono i più Svariati. assurdi e anche a volte tanto importanti, ecco, non dico mica di no, però rinunciano al proprio animale. Ecco, diciamo che rispetto al randagismo di una volta il problema più grande è diventato proprio questo sociale di rinuncia di proprietà. Metti che la gente ha sempre meno soldi, quindi tenere un animale adesso tutto sommato costa, quindi se si vuole tenere un animale tenuto bene, un veterinario costa, il cibo costa, le medicine costano, e tanti purtroppo non riescono a gestire la situazione. Certo, a sostenerlo. Insomma, dicevi tra l'altro 1.000 euro al mese è la quota, diciamo, affittuaria che dovete versare, no? E da qui si innesca il discorso della solidarietà, cioè perché insomma tu sei volontario, sei presidente di un'associazione che non ha scopo di lucro, chiaramente, Esatto. hai il tuo lavoro come cuoco, mi dicevi, a Chioggia. Sì. Però come si mantiene questo canile? Attraverso la solidarietà, corretto? No? Perché- Esatto, fortunatamente abbiamo tante persone che ci conoscono e ci vogliono bene, quindi sanno anche come, tra virgolette, lavoriamo, e quindi negli anni, diciamo che quando abbiamo cominciato a pagare questo affitto è stata un po' una scommessa, perché non sapendo per quanto tempo avremmo potuto farlo, perché diciamo la verità, 1.000 euro al mese non sono proprio pochi per una struttura che vive di generosità. Quindi abbiamo detto proviamo, avevamo all'epoca una 70 di cani e quindi abbiamo detto proviamo, non possiamo certo lasciare questi cani in balia in altre situazioni, metterli certo. in altri canili, perché comunque c'erano cani che erano abituati a quel posto, ai propri odori, a noi stessi, e quindi abbiamo fatto questa scommessa e ci siamo riusciti in qualche maniera. Anche perché mi spiegavi prima fuori onda che è una struttura che non ha gabbie, corretto? Ha corretto, recinti, sì. cioè non solo, e poi come mi dicevi siete una squadra di 15 persone, cioè, Sì. tutti volontari più o meno, insomma. Tutti volontari, e fate sì. 2 turni al giorno, che Esatto. è incredibile, e tu ci vai 7 giorni su 7, Sì, ci praticamente sono- finito il lavoro vai là, Ci sono tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 circa, sì, caspita. dopo lavoro. Diciamo che il canile ha lo spazio è grandissimo, però in realtà i box non sono tantissimi, perché sono 21 box. La cosa bella del nostro canile è che non sono i classici box che vedi magari nei canili lager, che sono fatti in cemento, le gabbiette, diciamo. I nostri sono box di circa 200 metri quadrati, sono con tanti alberi piantumati e a prato, quindi praticamente anche nelle varie stagioni, col caldo o col freddo, riusciamo in qualche maniera a gestire in maniera migliore la qualità della vita del cane. È chiaro. Poi hanno ovviamente una stazza interna dove ci sono le cucce, che è possibilità anche di essere riscaldata quando fa troppo freddo d'inverno. Certo, chiaramente, perché noi siamo in una zona dove Esatto. fa tanto caldo, poi cambiamenti climatici, aggiungiamoci tutto quello che vogliamo, però insomma Sì. sono critici non solo per noi bipedi, diciamo così, ma anche per i nostri amici pelosetti. Bipedi Sì. intendo a 2 gambe, Certo, Mi anche stavi perché- guardando male. Anche perché i cani che portano tendenzialmente da noi sono sempre cani di una certa età, quindi avanti con gli anni, e spesso e volentieri con gravi patologie, perché appunto magari c'è un proprietario che non riesce più a prendersene cura e Purtroppo in qualche maniera- deve rinunciare, però sa che lo lascia in un bel posto. Sì, Perché è un bel posto. È un bel posto, tantissimo, però diciamo che a volte lo fanno con tanta superficialità. Cioè si prende un animale senza capire che un animale può vivere anche 17-18 anni, e non è un giocattolo che adesso ce l'ho, domani se mi stanco lo do a qualcuno. Qui apriamo un vaso qui di apriamo un Pandoro, mondo, però c'è un mondo è il mio mondo, dell'abbandono, no? Però dei diciamo cani. che la differenza è che se trovi un cane per strada non ne sai la storia. Noi sappiamo la storia prima, quindi quando mi chiamano perché non possono più volere questo animale qua, in qualche maniera io entro in una sfera privata, e quindi andando a vedere anche l'animale dove viveva prima di arrivare da noi mi rendo conto di tante cose. Certo. E purtroppo in tanti anni di volontariato mi sono reso conto che a volte un cane per strada vive meglio che non un cane in certe situazioni. Non prendetemi Non andiamo troppo sui particolari, nel ma senso che insomma, alcune situazioni di come sono detenuti i cani sono veramente da denuncia, cioè tante, troppe. hai detto bene, detenuti. Cioè proprio con come questa parola in galera, esatto. Questa parola dice tante cose, ma tocchiamo il discorso solidarietà. Voi dovete insomma pagare quei 1.000 euro al mese Sì, non solo.
Sì, e voglio dire, quelli è diciamo come un mutuo, no? Cioè ogni mese c'è quell'affitto lì che dovete pagare, e qui si innesca la solidarietà, e qui si innesca anche l'amicizia con Matteo, che oltre, dicevo prima all'inizio, che oltre ad essere redattore è anche fotografo, e tu gli hai proposto così al bar, chiacchierando perché siete amici, gli hai lanciato la sfida di poter fare, lo dico, un calendario. E adesso tocca a te, Matteo. Sì, ho accettato anzi, prima cosa sono andato a vedere il canile, perché non c'ero mai stato. Nel momento in cui sono entrato in questo canile mi sono reso conto che non è come gli altri, che i cani stanno... Allora, ovvio che starebbero meglio in una famiglia, che è una famiglia che li adotta e che li fa sentire in famiglia. Però vedendo dove, come ha detto Manuel, appunto i recinti di 200 metri quadri, come sono tenuti, perché tanta gente che si è presentata proprio ha gradito questa cosa, ho preso subito la palla al balzo, chiamiamola così. Oggi sono qua e la settimana dopo abbiamo iniziato le foto. Le foto e dove? E quante? Canile, proprio in canile. Siccome in questo canile c'è un bellissimo parco, ho pensato che la cosa più utile da fare è quella di sensibilizzare la gente del territorio, e quindi come farlo? Portandoli là. Chiaramente. Sul luogo. Posso orgogliosamente dire che sabato è stato l'ultimo incontro per la 12ª foto e abbiamo portato 100 persone. Aspetta, hai detto 12ª foto, sarebbe il 12° mese del calendario. Il calendario 100 foto, perché sono venute 100 persone a fare le foto. 12 foto per il calendario, e in queste 12 foto hanno partecipato 100 persone. E quindi saranno più persone nella stessa pagina, diciamo. Sì, tipo sabato erano 13 persone che abbiamo fotografato, poi variava il numero ovviamente in base alla disponibilità della gente. Quanto è grande sto calendario, per vedere? A 12 pagine. Sì, ok, no, ma è figura standard, cioè quello è il formato. No, sarà un bel calendario, tra l'altro adesso il lavoro più impegnativo, che è stato quello di far muovere la gente, l'abbiamo fatto. Adesso comincerò a curare la grafica e a coinvolgere anche le attività del territorio che vogliono partecipare, contribuire, fare delle offerte. Certo. E poi spiegheremo anche come si può fare per queste offerte. E quindi da qui cercare di dare il più possibile, di raccogliere il più possibile per questo canile, che secondo me merita. E poi il calendario ovviamente sarà venduto, e col ricavato si aiuterà, sosterrà l'affitto del mese, l'affitto e tutte le varie spese. In questo periodo tanta gente che si è presentata là comunque già si è attivata per aiutare il canile, tanti portando del cibo, perché è la cosa più semplice da fare, che può essere fatto anche da uno che abita a Torino, che vuole fare una donazione, fa con un qualsiasi sito di acquisti online, lo può mandare all'indirizzo. Oggi è una cosa, ormai è una cosa facile, consolidata. Sì. Io ho messo anche a disposizione il mio negozio per chi vuole portare qualsiasi cosa, perché loro si occupano anche, oltre che giustamente dar da mangiare e tutte le spese sanitarie, però si occupano anche per raccogliere fondi, organizzano mercatini, quindi chi vuole dare delle cose che possono essere varie vendute, iniziative. cioè ci sono varie iniziative, quindi diciamo che entrare là dentro lo consiglio a chi magari è del territorio, non c'è mai stato, di fare un giro e di vedere i cani come stanno, perché la mia paura, quando lui mi ha detto vieni, mi aiuti per le foto eccetera, la mia paura era proprio quella di arrivare a vedere dei cani in situazioni da canile classico, in gabbie, col cemento eccetera. Invece là è una specie di paradiso, quindi ho preso a cuore questa cosa e sono fiero, orgoglioso di poter dire appunto che ci sono mosse fino ad ora 100 persone, che non è poco. Ecco, ma se qualcuno volesse entrare dentro il calendario non fa più in tempo? No, ormai quello che era da fare, le foto, i 12 scatti per i 12 mesi ci sono già.
chiunque può partecipare se è un'attività facendo una donazione che può passare o in canile o passare nel mio negozio. Nel mio negozio io ho un barattolo di quelli che poi verrà aperto con l'apriscatole. L'apriscatole, quello di una volta. Esatto, perché io ho detto non voglio neanche vedere quello che mettete dentro, perché già il fatto che una persona che ha un'attività in questo momento qua, che voglio dire sappiamo tutti come è il periodo, quindi io ho detto che le donazioni saranno libere e anche che non ho neanche bisogno di sapere quanti soldi mettono dentro, perché già il fatto che si muovano, che vengono lì e che facciano una donazione, se è segreta va bene lo stesso. Quindi certo. Qualsiasi cosa, qualsiasi cifra, perché la settimana scorsa una signora mi ha portato un sacco di croccantini che giustamente loro hanno 40 cani, con un sacco si fa poco. Ma una goccia nel mare, una goccia aiuta, e quindi va benissimo qualsiasi cosa, qualsiasi donazione, qualsiasi attenzione nei confronti di questo canile. Certo, quindi una volta che sarà pronto il calendario, perché immagino che sarà in economia che lo farete voi proprio per sì, lo farò io, la grafica cercherò di fare quasi tutto io, nel senso si cerca ovviamente di spendere meno possibile, giustamente, sì, in economia, essendo una cosa che dopo deve raccogliere soldi, nel momento in cui sarà pronto il calendario abbiamo già delle attività che ci hanno dato la conferma, ci hanno dato la disponibilità, attività che hanno già partecipato anche all'interno degli scatti, perché ho avuto delle attività che sono proprio venute si sono mobilitate, sono venute là, e poi ci hanno dato già la disponibilità anche di aiutare per la vendita dei calendari. Certo, che sarà pronto indicativamente? Ma noi penso verso ottobre, in modo che abbiamo anche la possibilità di fare una ristampa se c'è più richiesta. Quindi sarà un calendario 2027, chiaramente. 2027, certo. Senti, Manuel, ho una curiosità che non ti ho chiesto prima, ma questa tua passione, questo tuo avvicinarti al canile Fra Piero, com'è nata? Diciamo che mi la porto avanti fin da quando ero piccolo questa cosa qua, perché comunque io ho aperto gli occhi e ho sempre visto cani, quindi okay. Per me vivere lontano dai cani è una cosa che non conosco, proprio non ce la farei nemmeno a vivere senza un cane, un pelosetto, senza un peloso in casa, ovviamente. E quindi quanti ne hai in casa? Io ne ho 2 intanto. Solo uno 2? mi è mancato poco tempo fa, ma insomma erano 3 prima. Oltre a tutti quelli del canile. Ma diciamo che è una famiglia allargata, perché ecco. Comunque li considero un po' tutti miei, visto che anche le ore che ci passo insieme, quindi c'è un rapporto molto intimo con i cani in canile, perché li conosco tutti, hanno visto anche quando li porto fuori a fare le foto, sono tutti cani che hanno reagito anche molto bene a vedere gente estranea, quindi sono cani molto socializzati, perché fortunatamente vedono tanta gente, perché comunque anche andando 2 volte a fare il giro Papeno, lo chiamiamo, vuol dire vedere gente nuova, vedere gente diversa, abituarsi anche a una realtà che può essere l'adozione futura. Certo. Quindi quando abbiamo portati fuori, che comunque c'erano anche gruppi da 10-12 persone, capivi anche come potesse reagire il cane in situazioni anche non semplici. Quindi invece sono stati veramente bravi tutti, tutti bravi. Soprattutto perché eri presente tu. Sì, quindi, la fiducia. Infatti non abbiamo specificato che le foto del calendario sono gruppi di persone con all'interno o 1 o 2 cagnolini del canile, perché l'idea era proprio quella anche di farli vedere, in modo che se qualcuno li vede anche nel calendario abbia anche magari la voglia di adottarli. Quindi sono foto con la presenza sempre di Manuel, che era un po' il papà di tutti i cani. Certo, detto così è la verità. Perché... Tornando un po' al discorso, diciamo che quando ho iniziato il mio volontariato 26 anni fa mi sono addentrato più in realtà che non conoscevo, quindi se non sei dentro non sai nemmeno cosa c'è, e purtroppo più vai dentro e più capisci quanto c'è di maltrattamento verso i cani, verso gli animali in generale, ma tantissimo verso i cani, soprattutto quando sono rinchiusi, come dicevo prima, detenuti in questi spazi angusti che non possono vedere nessuno, non vengono portati fuori. Sono cani che comunque poi farà sempre più difficile a farli adottare, perché hanno vissuto la maggior parte delle loro vite in questa maniera qua e difficilmente poi si abitueranno a nuove realtà. Certo. Quindi a volte, purtroppo, devo dirlo, ci sono cani che da noi rimarranno fino all'ultimo giorno, però fortunatamente da noi vivranno fino all'ultimo giorno in maniera dignitosa, ecco. Questo sì. Ma ci sono anche dei cani che, soprattutto quelli che hai portato fuori, sono propensi alla relazione con le persone. E ci sono dei cani che sono adorabili, nel senso che
se non fosse che io ho 3 gatti a casa avrei pensato a Un'altra- più di uno da portarne certo. a casa, perché sono veramente, qualcuno magari può arrivare da qualche situazione un po' più complicata, ma ci sono anche quelli che sono anche già pronti per essere adottati. Certo, Manuel, dici qualche nome di cagnetti. Ti dico anche tutti, se vuoi in ordine Dai, da box. vai, Allora, vai, veloce parliamo però. con Nerino, Didone, Ettore, poi c'è Pallino, Whisky, c'è Dudu, c'è Giove, la Lucy, Rufus, passiamo per Oliver, c'è la Zeus, Zeus, Wilson, Nash, Breck, L'ho imparato c'è anch'io. Tino, c'è la Giada, c'è Cookie, c'è la la Sophie, c'è Nerino Junior, abbiamo poi Biri e Bibi che sono padre e figlio, quindi ce ne sono. Insomma, spaziano dai nomi per umani, diciamo così. I nomi che avevano già prima, Sì, quindi sì, noi chiaro. manteniamo quel nome lì, ecco. Anche se alcuni non sapevano in realtà nemmeno come si chiamava. Quindi perché quando vai in un posto, c'è un box, un recinto in mezzo alla campagna e non vedono nessuno per mesi o anni, difficilmente sanno che nome possono avere. Quindi certo. diciamo che la loro seconda vita comincia da noi. Chiaro. E senti, Matteo, torno a una domanda a te. Cosa ti ha spinto, al di là della richiesta di un amico, perché voglio dire, il tuo lavoro, anche fare il fotografo, potevi anche rimandare o magari glissare, diciamo, la richiesta. Che cosa ti ha spinto a dare questa tua collaborazione e quindi solidarietà in automatico a questa iniziativa? Perché credo che sia giusto fare della solidarietà. Spesso ci troviamo a vedere delle situazioni, delle cose dove uno dice sì, potrei fare, però magari lo faranno gli altri. Io la prima volta l'ho fatto nel 2018, che abbiamo fatto un altro calendario assieme ad Un'altra associazione? ad altri commercianti ok. di Cavarzere. Tra l'altro eravate sempre media partner anche Radio International. L'abbiamo fatto per il centro Emanuel, che è un centro per ragazzi disabili. Certo. E abbiamo fatto questo calendario per raccogliere fondi, e quindi quando lui mi ha fatto questa proposta un po' mi è scattata la cosa come l'altra volta, che Facciamola della serie. sì, ma perché io penso che quando uno fa della solidarietà riceve più che dà, cioè quindi l'ho accettato in maniera spontanea. A dire la verità non mi sono neanche reso conto di aver iniziato il calendario, non mi sono neanche reso conto di aver finito le foto. Poi a me piace fare foto, quindi mi piace stare con la gente. Manuel insomma l'ha visto, quando un fotografo che deve fotografare delle persone deve per prima cosa sapersi relazionare con gli altri, quindi devi trovare la linea di unione. Certo. E la linea di unione era tranquillamente anche uno dei cagnolini che sono stati usati, perché io ho visto la gente che è venuta lì che si sono divertiti, quindi tanti si sono anche proposti per fare i volontari, perché è una cosa che può essere fatta. Quindi dopo magari Manuel si è creato un circolo virtuoso, si è creato un circolo e io è anche un messaggio che vorrei dare anche ai ragazzi giovani, perché purtroppo molto spesso si vede che quando uno c'ha il telefonino sempre in mano, la gente dice basta stare davanti a quel telefonino, sempre il telefonino in mano, però i social, tutto quello che ne consegue, possono essere usati anche a nostro favore. Io ho lavorato in passato, sono riuscito a fotografare dei cantanti, della gente che ho contattato tramite i social, e tutte le persone che ho sempre fotografato che con le mie foto che io di solito pubblico sul mio Instagram, sono sempre rimasto in contatto, perché nel momento in cui veniva a farsi fotografare da me scatta un po' un'amicizia, diventa un qualcosa che quindi ho detto perché non usare questa cosa, cioè nel senso di usare, far vedere anche che i social possono essere usati anche a nostro favore, cioè non solo per subirli, per vedere le immagini che purtroppo ci capitano tutti i giorni, ma ho detto usiamoli in questo metodo, per questa cosa qua, per fare del bene appunto a questo certo. canile. E poi bisogna anche dire una cosa che non è da poco, cioè è una solidarietà di cui si vedono i risultati
senza andare troppo distante di chilometri, ma proprio sì, vicino sì, come sì, realtà. perché voglio dire, Conviene è fare qua a casa alla nostra. Esatto, alla Casa comunità, nostra, inteso certo. indirettamente, ma a tutta la comunità, un servizio Certo. praticamente. E non è cosa da poco. No, ma infatti Manuel inizialmente mi ha detto facciamo le foto con i cani e con i volontari. Io che ho sempre manie un po' di grandezza, ho detto ma perché non la allarghiamo un po'? Perché non usiamo? I volontari lo sanno com'è il canile, i volontari sono qua tutti Usiamo i i giorni. cittadini, inteso. Chiamiamo la gente che non sa neanche dell'esistenza di questo. Io lo chiamo parco, non dico mai canile perché è veramente un parco, è bellissimo. E la cosa che mi ha fatto ancora più piacere è che tante persone che sono andate là si sono proprio proposte, gli hanno chiesto subito ma io come posso fare per venire a fare il volontario? Perché tra i volontari ho conosciuto anche delle persone che voglio dire si fa amicizia là, cioè non è solo andare per stare con i cani, ma è andare perché a volte ci sono anche delle persone che magari non hanno degli amici, non hanno delle conoscenze per uscire, per stare in compagnia, o perché sono timidi o perché hanno chissà quale motivazione per non io mi ricordo che quando ero un ragazzo, ero giovane, ero timidissimo, facevo fatica a fare amicizia, quindi nuove relazioni, è un pretesto per quindi creare è una bella cosa, cioè fai del bene, conosci della gente, poi si ritrovano a fare queste pizzate, queste feste che dopo magari vi spiega anche quando si faranno, quindi è un modo per stare insieme. L'amore per i cani è un modo anche per stare insieme con gli umani. Per fortuna che non volevi fare l'intervista, Matteo, no, ma caspiterina, sei andato avanti a mo' di dice, adesso non riesco più a fermarti, però insomma dobbiamo chiudere, era una battuta, ma chiaramente. Manuel, i riferimenti per chi ci sta ascoltando? Allora, innanzitutto il numero di telefono del canile, che è il 347 4300 e 451. Ripetilo. Ripeto, 347 4300 451. Rispondo io al telefono, quindi se riconoscete la mia voce sono io. Il viso è questo, insomma. Esatto. Poi abbiamo ovviamente il nostro sito internet che è caniledifrappiero.it e le pagine Facebook ed Instagram che sono appunto Canile di Frappiero. Quindi lì troveranno anche immagini dei pelosetti, sì, magari. Anche se noi preferiamo che le persone vengano direttamente in canile, quindi noi siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18, però se volete insomma venire a confermare, qualcuno vuole confermare una visita più approfondita, mi chiama o mi scrive e io insomma accompagno. Insomma, tutti i pomeriggi sicuramente tutti i pomeriggi sono là, quindi non ci sono problemi di non trovarmi, ecco. Certo. Benissimo, per chiudere, se volete dare un ultimo messaggio ai nostri radioascoltatori, Matteo? Venite al Canile Frappiero, dai. Canile Frappiero oppure anche da me a portare delle donazioni, io colgo ovviamente l'occasione per ringraziare Matteo, perché comunque si sa che quando si ha un'attività, si lavora, fare queste cose nei ritagli di tempo non è sempre possibile e facile. Lui fortunatamente veramente ha smosso mari e monti, ma veramente ne ha smosso qualsiasi persona e pianura, visto che noi siamo venire là, cioè ha portato veramente tante non persone. Ho mai visto tanta gente in canile come in questi 2 mesi, ecco, quindi io ringrazio davanti a tutti, ti ringrazio Matteo. Un bel circolo virtuoso che grazie anche a International Radio, quindi a Sandro che è insomma di International Radio, proprietario, e alimentiamo questo bel circolo virtuoso per chi è sensibile, chi ama gli amici pelosetti, corretto? Ok, ragazzi, grazie per essere stati qui in studio. Grazie a voi e auguro a voi e ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici una buona giornata. Ciao. Grazie a tutti.